Bentornati a Punto e a Capo. Allora un messaggio arriva. Marco, ma Castelli disse una volta 2 legislazioni e tutti a casa. Ne ha fatte qualcuna di più, ma Castelli non è più in Parlamento, quindi lo... No, tanto non l'ho mai detto. Però... Vabbè, no, se l'avesse detto però no, tanto... per l'amor di verità non l'ho mai detto, ma comunque io non sono più in Parlamento, mi sono tolto spontaneamente, quindi di essere un esempio di questo tanto tipo. Le dovevo. Marco, a me Berlusconi è sembrato un po' tirato, sia di nervi che di faccia. Mi ha fatto anche un po' di malinconia, come vedere un vecchio leone che lancia l'ultimo ruggito, ma a cui non crede nemmeno lui. Forza povera Italia, scrive Vania. Coinvolgo Roma, Uras e poi Pionati. Altro breve passaggio delle dichiarazioni di Berlusconi. Questo è il passaggio in cui Berlusconi dice: la condanna c'è stata ma non è finita la battaglia. Perché? Sentite. Ed ora, dopo 41 processi che si sono conclusi, loro malgrado, senza alcuna condanna, si illudono di essere riusciti ad estromettermi dalla vita politica con una sentenza che è politica, che è mostruosa, ma che potrebbe non essere definitiva, come invece vuol far credere la sinistra, perché nei tempi giusti, nei tempi opportuni, mi batterò per ottenerne la revisione in Italia e in Europa. Voglio ripeterlo ancora con forza: io non ho commesso alcun reato, io non sono colpevole di alcunché, io sono innocente, io sono assolutamente innocente. Che è un po' la ripetizione di quello che ha detto in via del plebiscito al mese di luglio. Sara, rapidi aggiornamenti sulle dichiarazioni dopo le parole di Berlusconi, vai. Sì Marco, continua il duro scontro tra PD e PDL. Il presidente dei senatori del Partito Democratico Zanda ha detto: Berlusconi è un disco rotto, con lui il paese era in bancarotta, mentre il segretario Alfano ha detto: da oggi inizia un nuovo viaggio verso un nuovo successo, quindi una versione completamente differente dell'esito del videomessaggio di Berlusconi. Assolutamente sì. Allora Uras, qualcuno ha detto, più di uno, che si vuole distruggere Berlusconi non con i voti ma con una decisione totalmente politica. Vengo da lei proprio dopo aver sentito le parole di Berlusconi, che continua a confermare: io sono innocente, non ho fatto alcunché, e quindi continua nella sua linea di autodifesa, in buona sostanza. Un Berlusconi che per diverso tempo, diverse settimane, ha deciso di mantenere il cosiddetto low profile, di non aprire bocca, di non parlare sulla questione che lo riguarda direttamente. Allora com'è la cosa? Lo si vuole sconfiggere politicamente e non con il voto in aula, giuridicamente e non con il voto degli elettori? Questa è la tesi che lui sostiene da tempo, e su questa tesi ha costruito anche la sua stagione politica, la sua forza politica. È difficile pensare che un uomo potente come lui sia il perseguitato principale dei poteri dello Stato. È un uomo che i poteri dello Stato ha avuto la possibilità di esercitarli pienamente nella sua funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri, come il protagonista della vita politica di questi 20 anni, come il capo dell'opposizione e un capo dell'opposizione indiscusso. Quindi la tesi è una tesi che lui continua a rappresentare, perché è una tesi che è risultata conveniente sotto il profilo del risultato politico elettorale. Detto questo, preoccupa moltissimo questo scontro nella confusione, come possano 2 alleati che sostengono una maggioranza di governo in una situazione di crisi così pesante del Paese insultarsi minuto dopo minuto e pretendere di dare fiducia alle imprese, ai lavoratori, alla società intera italiana, rappresentare questo Paese in modo autorevole anche nelle sedi internazionali. È una cosa impossibile. Peraltro fanno anche, come dire, scelte che sono disastrose. La austerity recessiva alla quale hanno imposto il Paese, che utilizzano sul piano economico in modo rilevante per tentare di risollevare l'Italia dalla crisi, in effetti affonda ancora di più questo Paese.
l'IVA è in calo, cioè le entrate tributarie da IVA, da consumi, sono già in calo. Se noi aumentassimo l'IVA di un altro punto non ci sarebbe una risposta positiva, maggiori entrate, ci sarebbero invece minori entrate e una contrazione pesante della domanda interna. Quindi di che cosa parliamo? Di questo dovremmo parlare, non di Berlusconi, delle sue vicende che da 20 anni stanno ossessionando questo Paese. La interrompo solo perché noi parliamo sempre di queste cose. Ovviamente l'introduzione, l'antipasto di questa sera non poteva che essere Berlusconi, ma non a caso il sondaggio verte sull'IMU e sull'IVA. Vado da Pionati per l'ultimo giro, poi continuiamo. C'è un altro passaggio del video di Berlusconi, anzi di un videomessaggio che vi voglio far vedere. Guardatelo un po'. Cari italiani, ma soprattutto care italiane, sono io il vostro Silvietto. Non me ne va bene proprio una. Incredibile, devo dare 494 milioni a quel gran pezzo di a quel gran pezzo di meravigliosa persona che è De Benedetti. Ora, da voi italiani voglio sapere una cosa. Si potrà pagare col bancomat? De Benedetti accetterà i ticket del ristorante? Il baratto è legale? Era Rosario Fiorello, in arte Fiorello, ovviamente è una cosa molto curiosa, simpatica, se si può pagare col bancomat. Pionati, pagherà col bancomat sti 496 milioni? Il modo credo che a De Benedetti interessi poco. Sì, è importante prenderli. L'accredito sul conto bancario. Ma io vorrei dire due cose molto rapidamente. La prima è che in questa vicenda c'è un aspetto formale e un aspetto sostanziale. L'aspetto formale, che per esempio sottolineerà Porta a Porta, che sta lavorando in questa direzione da diverse serate, è che il governo si è rafforzato perché Berlusconi non ha toccato il tasto Letta. In realtà, secondo me, il governo si è molto indebolito, perché l'unica cosa che Berlusconi poteva dire per rafforzare il governo e la maggioranza era: io mi faccio da parte, perché sono arrivato a fine corsa. Poiché dice esattamente il contrario, e cioè io sto sul campo, il centrodestra sono io, il PD deve capire che comunque non mi fa fuori per via giudiziaria, le tensioni nella maggioranza sono destinate ad aumentare, come dimostrano le reazioni del PD. Quindi c'è un aspetto, chi dirà il governo è tenuto fuori e quindi è più forte, dice una grande sciocchezza. La seconda cosa, e mi ricollego a quello che diceva molto intelligentemente Castelli da studio, e che io molto modestamente dico dall'inizio, è che queste larghe intese non fanno bene al Paese. Il fatto che in questi giorni la Spagna ci abbia superato è stato utilizzato nella politica interna per dire: attenzione, non creiamo instabilità, se no la Spagna, per dire, ci supera ancora di più e noi restiamo l'ultima ruota del carro. La realtà è opposta. La Spagna ci ha superato, come ci supererà magari anche la Grecia, perché attraverso una serie di elezioni che sono state anche magari a ritmo incalzante, ha trovato un assetto politico stabile che produce decisioni importanti. Questo assetto politico nel nostro Paese produce solo la paralisi. Non si può conciliare una ricetta economica di destra e una di sinistra quando la crisi è così profonda. Qui dobbiamo decidere dove incidere e come incidere, anche con scelte dolorose. È un governo che non ha una linea di marcia chiara, vive sempre di compromessi giorno per giorno. Io lo dico con grande affetto e stima per Letta, non è una questione, io faccio un'analisi politica da esterno, anch'io sono convinto come Berlusconi che la politica si possa fare benissimo al di fuori del Parlamento, tant'è che non mi sono nemmeno candidato alle ultime elezioni prevedendo quello che sta succedendo. Però il problema è questo: io non dico deve vincere l'uno o l'altro, ma deve vincere qualcuno che ha una ricetta, una direzione di marcia chiara, o si va a nord o si va a sud. Rimanere con una... è come se una nave avesse due motori, però uno alla prua e uno alla poppa. Hai visto anche gli ultimi sondaggi, ci sono tre poli, non c'è niente da fare, con quei numeri non governa nessuno. Esatto, ma non è così. Io penso che al limite riformiamo la legge elettorale e torniamo a votare, ma almeno, il governo del Paese... Sì, ma voglio dire, io credo che il risultato oggi sarebbe comunque diverso, perché il terzo polo, che è quello di Grillo, ha un significato, ma nella vittoria e nella sconfitta il riposizionamento di quel che resta del gruppo Casini-Monti darebbe secondo me una vittoria all'uno o all'altro in base a come si schiera, perché è chiaro che oggi Casini e Monti da soli non ci vanno più e quindi dove si vanno a collocare potrebbero determinare una vittoria. Rischierebbero infatti.
Ma il problema è un altro, cioè io vorrei un paese nel quale o c'è Hollande che guida con una ricetta di sinistra o c'è la Thatcher che guida con una ricetta di destra, come in Spagna. Ha vinto l'ala moderata, stanno facendo delle politiche che provocano anche delle reazioni forti di opinione pubblica, ma che stanno producendo dei risultati talmente chiari che ci hanno raggiunto addirittura superato nello spread con... Questo è il punto. Cioè noi abbiamo un governo che al massimo arriva a una mediazione che assomiglia tanto a una paralisi. Assolutamente sì. C'era Castelli che voleva intervenire. No, sono abbastanza d'accordo con Pionati, ma la cosa non mi affascina. Perché? Perché oggi la politica in Italia è debolissima, ma guardiamo la politica industriale. Chi ha deciso di dismettere tutto l'apparato acciaiero italiano? La politica. Ha deciso la magistratura. Oggi... Lei parla dell'Ilva? Sì, parlo dell'Ilva. Oggi il ministro Zanonato ha detto una cosa che a me personalmente ha agghiacciato. Stanno cercando di trovare un escamotage di natura giuridica attraverso un emendamento per togliere, perché hanno capito che stanno combinando un disastro totale, perché stanno ammazzando un comparto fondamentale dell'apparato produttivo italiano. Ha detto ma abbiamo trovato un emendamento. Ho chiamato il procuratore di Taranto, ho detto che potrebbe andar bene. Questo mi ha agghiacciato perché persino un ministro non si rende conto di cosa vuol dire che anziché seguire le norme di Montesquieu e il governo che fa le leggi, no, chiamo il parere della magistratura per la legge che devo fare. Allora vuol dire che comandano i magistrati, che la politica ormai in Italia non vale più niente, e quindi che ci sia Berlusconi, che ci sia Letta o che ci sia Pinco Pallo, francamente a questo punto non cambia assolutamente nulla, perché la politica industriale la fa la magistratura, la politica dell'ambiente la fa la magistratura, la politica economica la fa l'Europa, il governo cosa conta? Sentiamo, è interessante quello che dice. Può solo giocare sui... Lasciami finire. Il governo può solo decidere sulle briciole, cioè se mettere l'IMU da 4 miliardi o toglierla. Castelli, guardi a fronte del fatto che noi spendiamo 800 miliardi e oggi avremo un deficit di cassa di oltre 90, il governo può solo giocare sulle quisquiglie o decidere se far fare prima Messina e poi Pionati, solo per una questione di equilibrio di interventi. Il resto la politica non conta più niente. Messina e poi Pionati, solo per equilibrio. Vai Messina. Ma devo dire di interessante c'è veramente poco. Un'azienda e un imprenditore devono fare impresa nel rispetto della legge, e le leggi non le fanno i magistrati le applicano le leggi. Se un Parlamento ritiene che la legge non vada bene, la cambia. Se invece la legge la mantiene, non è colpa del magistrato, non è colpa, ma non mi interessa, no, non sono d'accordo che il ministro Zanonato sia andato, se l'ha fatto, non ne ho idea, ha sbagliato. Detto questo, però, se c'è una norma va rispettata. L'imprenditore sano è quello che nel rispetto delle leggi fa buona impresa, e in Italia sono la maggioranza. Certamente non è un buon imprenditore chi, come Riva, si porta 700 milioni in Inghilterra e glieli beccano, dopodiché non fa le bonifiche, danneggia la salute dei cittadini di Taranto e con questo vuol continuare a essere tutelato. E allora Messina, il tema serio è bisogna però con quel sequestro anche sui conti correnti non si colpisce solo la famiglia Riva, ma si colpiscono anche migliaia di lavoratori e si mette in ginocchio un settore che ci piacciono quei soldi non sono dei lavoratori, sono della famiglia Riva che li ha sottratti alla tassazione e se li è portati all'estero, non c'entrano niente. Ma se loro dicono che senza quei soldi non riescono nemmeno più a pagare gli stipendi e mandare avanti l'azienda, un problema c'è. Ma è veramente singolare che devi fondare il lavoro sui soldi che ti sei portato all'estero sottraendoli alla tassazione italiana. Dico, a me non sembra che possa funzionare. E poi le bonifiche, vengano presi questi soldi e si provveda alle bonifiche, perché io sono convinto che alla fine, per salvaguardare i posti di lavoro che è giusto salvaguardare,
finiranno gli italiani per pagare la ristrutturazione e la bonifica, per poi restituire gli impianti ai Riva che se li godranno. E allora non può funzionare così: si prendano i soldi presi ai Riva all'estero, si utilizzino per bonificare gli impianti e si proceda secondo la legge. Se poi ci sono leggi che non vanno bene si cambiano, ma non credo che vadano cambiate le leggi, concludo, non credo che vadano cambiate le leggi che tutelano la salute e i diritti dei cittadini. Credo che al contrario vada cambiato il modo di fare impresa di alcuni imprenditori, fortunatamente pochi in Italia, che però fanno un danno enorme. E l'interpretazione che sta dando Castelli è simile a quella di Berlusconi del suo videomessaggio: è colpa del magistrato che condanna e applica la legge e non è colpa di chi commette il reato. Ecco, noi dell'Italia dei Valori siamo a fianco dei magistrati contro chi commette il reato. Camusso dice: governo proponga norma per continuità della produttiva, scusate. Francesco, più breve la replica. Dunque, ti prego. Sì, breve. Non entro nel merito della questione Riva, che presenta luce e ombre, veramente ci vorrebbe una trasmissione ad hoc. Su quello che diceva Castelli io sono assolutamente d'accordo, anche perché credo che la percezione dell'italiano medio sia questa, cioè che in Italia l'unico potere forte è quello giudiziario. Ma perché? Perché la politica non ha operato. Allora rispondo a Castelli: in questi ultimi 20 anni il centrodestra e Berlusconi hanno governato una quindicina d'anni. Perché non hanno fatto le riforme che oggi invece mancano? L'unico difetto, se lo posso sottolineare nell'intervento di Berlusconi, non 15, 8. Sì, va bene, vero, va bene, 8 anni, insomma. Sì, ma in un paese europeo normale 8 anni. Un sindaco può fare solo 2 mandati 8 anni, non e è deve che cambiare una settimane. Ma lo dico io, insomma, sai che sono tendenzialmente sono di centrodestra. Però il difetto di Berlusconi è che rilancia un discorso come se lui non fosse stato sulla scena politica da protagonista in tante circostanze. La riforma cioè questa maggioranza, secondo Castelli, così ampia, è in grado di riformare la giustizia? No, si bloccherebbe tutto dopo 3 secondi e 2 decimi, perché già si vede che se le danno di santa ragione solo sui paralipomeni, cioè sulle proiezioni iniziali di quello che si dovrebbe fare. Scusa Pionati, questa maggioranza dici? Questa maggioranza, lui dice, se esatto, può fare. Ma questa maggioranza è una somma di minoranze, non è una maggioranza, infatti è paralizzata. Siamo d'accordo, e sono d'accordo, per questo vedi che ci diciamo le stesse cose. La paralisi non produce riforme comunque, quindi anche sulla giustizia nessuno l'ha saputa fare, ma a maggior ragione mai sarà fatta da una maggioranza. Allora adesso vediamo di fare un po'. Quindi la politica sarà ancora più debole. Smontata Prodi. Allora vediamo un po' Di Pietro. Sì, ma io lo so. Scusate, fermi. Messaggi dei telespettatori. Lo so. Poi andiamo un attimo con la Martina Martellone a vedere se c'è qualche novità, per favore. Di Pietro, da quale appartamento stai predicando? Dice Carlo. Allora, grazie. A Follonica il segnale è migliore, insomma, lavoriamo anche su questo. Tutti i carcerati sostengono di essere innocenti con Berlusconi e uno in più, dice Alessandro. Quelli dell'IDV sono bravi solo a fare foto come quella di Vasto. Vi consiglio di aprire un negozio di servizi fotografici, dice Maurizio. Vabbè, si ride. Ero di sinistra, poi la politica mi ha schifata e quindi viva l'anarchia, scrive Milena. Hanno tolto, no, l'ho perso, è andato il messaggio sull'IMU. Hanno tolto l'IMU perché Berlusconi l'aveva promesso in campagna elettorale, ora aumentano l'IVA perché non ci sono soldi. Ma facciamo una rivoluzione. Ciao Marco, complimenti Maria Anita. Vediamo un po', Berlusconi doveva dimettersi, avrebbe salvato la faccia e guidare i suoi sostenitori da fuori come fa Grillo, sta facendo il martire, sarà beatificato. Marcolo, il ridicolo e l'imbecillità non hanno fine. Di Pietro fa pena, scrive Nicola. Fate tutti schifo, fate tutti ridere il mondo. Tanti messaggi. Vediamo Twitter, per favore, sulla vicenda Berlusconi, perché ovviamente è un luogo nel quale si dice un po' tutto, il contrario di tutto, ma si possono anche cogliere delle osservazioni un po' curiose. Vediamo, il Marziano dice: non so se quella di Berlusconi è buona o brutta, ma sicuramente è cera. Ale, io ho creato... Enzio dice: io ho creato l'uomo e lo ha creato libero, non farei caso alla D, l'ha pronunciata ma era un lapsus. E ha ragione, l'ho notato anch'io. Berlusconi ha detto: io ho creato l'uomo, e poi ha ripetuto: Dio lo ha creato libero. Vi assicuro che è vero. Pasquale Franco dice: nuovo videomessaggio di Berlusconi, però se continua così lo troveranno. Va bene. Allora Sara, qualche aggiornamento, poi andiamo a Roma e poi torno a Roma nel senso di ospiti. Vai Sara. Sì Marco, allora è arrivata intanto la risposta di Sinistra Ecologia e Libertà con il Presidente dei Deputati Migliore, che ha detto c'è assolutamente bisogno di reagire, lo chiediamo a tutte le forze civili e democratiche. Poi sempre Cuperlo del Partito Democratico, candidato alla segreteria,
ha detto le parole di Berlusconi pesano e peserà anche il giudizio del suo partito. Sai che non ho capito Migliore? Cioè, cos'è che dice Migliore, scusami? Bisogna reagire alle parole di Berlusconi, lo chiediamo a tutte le forze di questo paese, civili e democratiche. Ok, dopo Uras me la commenta questa. Martina, allora c'è qualche novità brevemente da dove ti trovi in questo momento, cioè fuori dalla giunta? Sì, Marco, l'unica novità è che i giornalisti sono aumentati di tantissimo. Come puoi vedere anche alle mie spalle c'è una vera e propria ressa per cercare di cogliere qualche notizia in più e soprattutto per assaltare i senatori che mano a mano stanno entrando nella giunta. Hanno messo su una sorta di struttura con delle transenne per evitare che ci sia veramente un accalcamento, e è entrato poco fa anche Giovanardi, che correndo in sostanza ha ripetuto le parole anche del videomessaggio di Silvio Berlusconi, quindi una magistratura politicizzata, che anche il ritorno di Forza Italia non è altro che appunto un rilancio della politica della destra, che c'è molta politica appunto all'interno della magistratura, e ecco, questo è un po' il sostegno che il PDL darà all'interno della giunta, ma che i numeri non sembrano però dargli lo stesso appoggio, quindi per ora non è iniziato ancora ovviamente il voto. Martina, ti interrompo, mi fermo, riprendiamo subito dopo la pubblicità con Uras, ma voglio parlare con voi anche di IMU, IVA, voglio sapere voi, se foste da casa, Castelli, tutti, insomma, come votereste questa sera al nostro televoto. State con noi, vi aspetto.